Amici sportivi, un nuovo appuntamento. Gli highlights di questa settimana sono gentilmente offerti da Cabec SRL con sede a Rubano Padova in via Bernardi 1. Un grazie anche a Evocel Mobius SRL che si trova in via Albertario 63-65 Fano. E un grazie anche a Ristoranti Castelli Giulietta e Romeo con sede a Montecchio Maggiore in via Castelli 4 Martiri 4. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Fabrizio, un punto con tanta sofferenza dopo 2 rigori parati. Comunque guardiamo il lato positivo, ci portiamo a casa un punto da questa partita obiettivamente difficile. Sì, dai, alla fine portiamo via un bel punto contro una squadra forte, perché Campo d'Arseno è una squadra forte, ben organizzata, gioca bene, ha giocatori importanti in ogni reparto. Non era sicuramente semplice, infatti secondo me la classifica loro non rispecchia il valore della squadra e di quello che stanno facendo. Quindi direi che oggi è un punto importante che ci permette di ancora di rimanere sempre lì. Speriamo di cogliere il massimo da questa partita per portarla poi già a domenica prossima. Infatti, guardando un po' la classifica, quelle sotto hanno vinto tutte, quindi sappiamo che il girone di ritorno è completamente diverso da quello di andata. Noi dobbiamo guardare giornata per giornata e quindi domenica prossima si va a Adria. Sicuramente una partita difficile perché anche l'Adriese ha un organico che anche loro non rispecchia la classifica attuale, un organico importante, una squadra costruita per diciamo, vincere il campionato, poi ha trovato qualche difficoltà, sicuramente sarà una partita tosta a casa loro dove ci giocheremo tanto.